Buongiorno ai titoli. Catania tentato femminicidio, nessuno dei 4 figli ha assistito direttamente all'aggressione della madre, colpita più volte alla testa con un martello dal padre a Mister Bianco. La donna è ricoverata in condizioni gravissime, il marito è stato arrestato. A Trapani non mostra pentimento il 12enne che ha tentato di accoltellare il professore in una scuola media di San Vito Lo Capo. Per i magistrati minorili voleva una strage. Un anno fa la morte di Santo Re a Catania, il pasticcere ucciso da un extracomunitario ad Ognina. La sorella Deborah dice ora cucina per gli angeli. Ieri fiaccolata per non dimenticare. Assalti al bancomat con gli esplosivi, azzerata la banda, 6 arresti. Nell'indagine anche il giovane ucciso in un agguato al CEP il 9 maggio. A Catania bassa scolarità e alta fragilità all'Help Center della Caritas, 8 interventi su 10 sono rivolti a chi si è fermato alla licenza media. Calcio, Catania a caccia del direttore sportivo, tra i nomi accostati al club rossazzurro quello di Fortunato Varrà, attualmente al Napoli, solo dopo la scelta del nuovo allenatore. Buongiorno e buona domenica. Nessuno dei 4 figli avrebbe assistito direttamente all'aggressione della madre. Alcuni avrebbero solo sentito una violenta lite. A Mister Bianco, siamo nel Catanese, una donna di 49 anni è ricoverata in gravissime condizioni. Il marito è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. Sentiamo Roberta Lunghi. Nessuno dei 4 figli avrebbe assistito direttamente all'aggressione della madre. Alcuni di loro avrebbero però sentito una violenta lite tra i genitori e poco dopo trovato la mamma riversa a terra con una profonda ferita alla testa. È uno degli elementi emersi nelle indagini sul tentato femminicidio di Alessandra, 49 anni, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Mister Bianco nel Catanese. Sono ancora disperate le condizioni della donna, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dopo essere stata colpita ripetutamente alla testa dal marito, un uomo di 53 anni, arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico e resta in imminente pericolo di vita a causa del gravissimo trauma e delle lesioni cerebrali riportate. L'allarme è scattato intorno all'1 di notte in una palazzina di Via delle Rose, nel quartiere Belsito. A chiamare il 112 una delle figlie della coppia. L'assenza di testimoni diretti non ha comunque consentito agli investigatori di individuare con assoluta certezza il corpo contundente utilizzato nell'aggressione, anche se tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe un martello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mister Bianco, il nucleo radiomobile di Catania e la sezione investigazioni scientifiche. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare l'eventuale presenza di precedenti episodi di violenza in famiglia. Secondo gli accertamenti effettuati non risultano denunce pregresse né segnalazioni ai servizi sociali. Non mostra pentimento il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo docente in una scuola a San Vito Lo Capo. Per i magistrati minorili voleva una strage. Sentiamo Orazio Longo. Sentito per ore dalla procuratrice per i minori di Palermo, non ha mostrato pentimento il ragazzino di 12 anni e non di 11 come si era appreso, che a San Vito Lo Capo nel Trapanese ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe. L'azione non ha avuto conseguenze grazie alla prontezza del docente, ma era stata programmata sin nei minimi dettagli e annunciata, seppure con post allusivi, sul profilo TikTok del ragazzino. Gli investigatori hanno sequestrato i dispositivi elettronici dello studente che venerdì, prima di entrare in aula, si è cambiato in bagno e ha indossato un caschetto da bici con una telecamera facendo una diretta Telegram della tentata aggressione. Una vicenda che rilancia l'allarme sulla irresponsabilità da web che, come in un gioco online, passa dal mondo virtuale a quello reale come se fosse la stessa cosa. A peggiorare questa sensazione di disagio il fatto che in 24 ore il 12enne abbia raddoppiato i suoi follower, alcuni dei quali pare sapessero del suo piano. Preoccupazione è stata espressa dal mondo scolastico. Il preside dell'istituto Enrico Fermi, dove è avvenuto il fatto, parla di un ragazzo taciturno ma che non faceva presagire nulla del genere. Ma segnali non ne avevamo avuti di questo suo profondo malessere, questo suo disagio. La scuola lo condanna l'episodio, però al tempo stesso il ragazzo va capito nelle sue difficoltà, perché dietro questo c'è qualcosa che non
non funziona nel rapporto che i ragazzi hanno con i social. Il ministro dell'istruzione Valditara punta il dito contro l'uso dei cellulari da parte di bambini lasciati soli. Quest'anno ci sono state 52 aggressioni ai docenti, dice, e rilancia l'alleanza tra genitori e scuola. L'assessore regionale all'istruzione Turano nei prossimi giorni sarà a San Vito Lo Capo, ma intanto sottolinea come serva una riflessione seria sull'uso dei social per i minorenni. Incidente stradale sulla strada statale 115 sud-occidentale Sicula nel territorio di Butera in provincia di Caltanissetta. Una persona è morta nello scontro avvenuto frontalmente che ha coinvolto un'autovettura e un motociclo. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto. La statale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell'ordine. A Catania un anno fa l'omicidio di Santorre, il giovane pasticcere ucciso da un posteggiatore extracomunitario ad Ognina. A Catania ieri sera una fiaccolata per ricordarlo. Sentiamo Tonino De Mano. Giustizia per Santo e Santo vive, poi lacrime, strette di mano ed abbracci, veri e sinceri, per ricordare Santo Re, il giovane catanese assassinato da un extracomunitario irregolare, già irregolare, che non doveva trovarsi in piazza Mancini Battaglia ad incrociare lo sguardo e il destino con il povero pasticcere, ucciso senza un motivo e senza un perché. Ed affinché non cade il buio sulla vicenda Catania, lo ha voluto ricordare con una fiaccolata che ha visto la composta partecipazione di 300 persone. Ad aprire il corteo il padre Nino, affiancato dalla moglie Patrizia e dalle figlie Deborah ed Eleonora. Poche parole e tanta commozione per il padre di Santo. È deciso Catania di stare con Santo perché era un cittadino catanese e anche un grande lavoratore. Presente Giulia Gresta, moglie di Santo Re. Santo era sempre un ragazzo disponibile che aiutava tutti e in particolar modo ha aiutato chi gli ha tolto la vita ingiustamente in modo appunto brutale. Candele accese e camminata verso piazza Mancini Battaglia con raduno sul luogo dell'omicidio con qualche difficoltà per il passaggio dei partecipanti a causa delle auto parcheggiate in divieto di sosta. Poi la commozione prende il sopravvento. Tocca le corde giuste padre Angelo Mangano che invoca giustizia facendo appello a tutti affinché, ha detto, ognuno con le proprie responsabilità possa far luce sulla vicenda evitando che le candele possano spegnersi metaforicamente. Restiamo uniti a questa famiglia, ha concluso padre Mangano, a rappresentare il comune di Catania, l'assessore alla protezione civile Bottino. Un 67enne di Casteltermini nell'Agrigentino rimasto gravemente ferito mentre stava facendo dei lavori nella sua casa di campagna quando all'improvviso il muletto che stava guidando si è ribaltato, lo ha schiacciato, è stato liberato dai vigili del fuoco dopo che un passante lo ha sentito urlare ed ha lanciato l'allarme facendo accorrere familiari e soccorritori. Il ferito in gravi condizioni è ricoverato con prognosi riservata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. E allora andiamo a Palermo dove ci sono stati diversi assalti agli sportelli ATM con gli esplosivi, scoperta e azzerata la banda dei bancomat, un'operazione di carabinieri e polizia che ha fatto luce anche sui colpi e sull'organigramma del gruppo criminale composto da palermitani, tra i quali il 23enne, tra loro anche Placido Barrile, vittima dell'omicidio al CEP. Sentiamo Marco Gullà. Tra i bancomat fatti esplodere anche quello di un ufficio postale allo Zen e poi tanti altri. Colpi precisi e con l'esplosivo. Dopo mesi di indagini, carabinieri e polizia hanno smantellato la banda del bancomat. 6 arresti. Le indagini era coinvolto anche Placido Barrile, il 34enne ucciso lo scorso 9 maggio da un killer al CEP dentro una Smart parcheggiata in via Paladini. Il provvedimento riguarda 6 palermitani che erano specializzati in furti pluriaggravati ai danni di sportelli bancomat colpiti attraverso il pericoloso metodo della marmotta esplosiva, che consiste in una lastra di ferro su cui viene fissato un congegno esplosivo infilato in una delle fenditure degli sportelli ATM. L'esplosivo viene fatto detonare nei bancomat. La banda però è accusata anche di rapine aggravate, furti in abitazione, oltre al traffico di sostanze stupefacenti. Intercettazioni telefoniche, ambientali, l'acquisizione e l'analisi dei tabulati telefonici e le immagini di videosorveglianza, oltre ai tradizionali servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno permesso
di individuare i 6 palermitani finiti in manette. Ogni componente della banda aveva il suo ruolo. A capo ci sarebbe stato un giovane di 26 anni, promotore e organizzatore dell'associazione. Spettavano a quest'ultimo, che spesso partecipava in prima persona ai sopralluoghi operativi, le decisioni strategiche, la scelta dei bersagli, le tempistiche dei colpi, la spartizione dei proventi e la custodia dei mezzi. 6 persone sono state arrestate questa mattina nel corso di un'operazione dei carabinieri tra Palagonia, Caltagirone e Rosarno in Calabria. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga, traffico di stupefacenti ed estorsione. L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, ha fatto luce su un'organizzazione attiva tra le province di Catania, Caltanissetta e Reggio Calabria. Nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta sul traffico illecito di rifiuti nella discarica Timpazzo di Gela. I magistrati chiedono il sequestro della società che gestisce l'impianto e misure cautelari per 5 indagati. Ger Italia. La DDA di Caltanissetta alza il livello dell'inchiesta sui presunti illeciti nel ciclo dei rifiuti della discarica Timpazzo di Gela. Dopo anni di indagini condotte dai carabinieri con il supporto del nucleo operativo ecologico, i pubblici ministeri hanno chiesto il sequestro preventivo della società Impianti SRR che gestisce il sito di conferimento e il servizio rifiuti in diversi comuni del sud della provincia nissena e a Piazza Armerina. Tra i destinatari della richiesta di misura cautelare figura l'amministratrice della società, l'ingegnere Giovanna Picone. Con lei saranno ascoltati nei prossimi giorni altri 4 indagati tra tecnici e responsabili dell'impianto nell'ambito degli interrogatori preventivi davanti al giudice. Secondo gli investigatori, gli elementi raccolti sul presunto traffico illecito di rifiuti non riguarderebbero soltanto singole condotte, ma chiamerebbero in causa anche l'assetto gestionale della società. Per questo la Procura Antimafia ha chiesto non solo le misure cautelari personali, ma anche il sequestro delle quote societarie e la nomina di un amministratore giudiziario. Se il GIP dovesse accogliere la richiesta, l'intera governance di Impianti SRR verrebbe commissariata, una prospettiva che preoccupa anche gli enti locali. La società è infatti controllata dalla SRR4 e quindi dai comuni soci, che da mesi cercano soluzioni per garantire continuità al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti senza interrompere un settore considerato strategico per l'intero territorio. A Mazara del Vallo, dove c'è stato lo scontro tra il SUV e uno scuolabus, 19 i feriti. L'uomo alla guida dell'auto era senza patente ed è risultato positivo alla cocaina. In molte regioni d'Italia si registra un miglioramento dei tempi delle liste d'attesa in sanità, ma la Sicilia resta indietro. Il caso di Francesca Vittoria, nel Ragusano, 9 mesi per una visita oncologica. Veronica Barbarino. La sanità italiana mostra segnali incoraggianti sul fronte delle liste d'attesa. I dati dell'Agenas evidenziano una tendenza al miglioramento rispetto al 2025 in molte regioni d'Italia. Ma il quadro non è uniforme. Tra le realtà in controtendenza figurano Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta e soprattutto Sicilia. Ed è proprio da Vittoria, nel Ragusano, che arriva una vicenda che riporta al centro dell'attenzione il problema dei ritardi. Francesca, una paziente oncologica di 46 anni affetta da tumore gastrico, dovrà attendere 9 mesi per un'ecografia addominale con prescrizione urgente. A denunciare il caso è Rete Civica Articolo 32 attraverso il suo presidente Rosario Gugliotta. Secondo quanto riferito, la paziente si sarebbe rivolta al CUP ottenendo come prima disponibilità una data lontana 9 mesi presso una struttura convenzionata di Ragusa. Una tempistica giudicata incompatibile con le esigenze cliniche di un percorso oncologico. Di fronte alla protesta, alla donna sarebbe stato suggerito di contattare direttamente la struttura sanitaria convenzionata. Quest'ultima, secondo la denuncia, avrebbe comunicato che le prestazioni per pazienti con diagnosi di tumore non sarebbero più erogate per disposizioni aziendali. Il caso riaccende così il dibattito sull'effettiva equità del sistema sanitario italiano. Mentre gran parte del paese migliora le proprie performance, infatti, la Sicilia resta a guardare. Bassa scolarità e alta fragilità all'Help Center della Caritas, 8 interventi su 10 rivolti a chi si è fermato alla licenza media. I dati sono dell'8° rapporto povertà e risorse presentato a Catania. Orazio Longo.
4.484 persone aiutate, 15.000 interventi. Sono i numeri dell'Help Center della Caritas diocesana di Catania illustrati nell'8º rapporto Povertà e risorse dal titolo Scuola di Speranza, una città che cambia. Numeri che mostrano come il basso livello di scolarizzazione sia un indicatore strutturale di vulnerabilità, con il 78% dei beneficiari che risulta avere un titolo di studio pari o inferiore alla terza media e il 6% analfabeta o quasi. Tra le problematiche riscontrate dalle parrocchie e dalle associazioni, la disoccupazione e la povertà economica in primis, la solitudine e la povertà abitativa. 250 le persone che ogni giorno beneficiano di un pasto alla mensa. Emerge soprattutto un dato, l'aumento della povertà educativa, però allo stesso tempo l'aumento delle risposte che si sta dando a questo grave problema. Rimangono aperte delle grandi questioni, quelle del reddito di tante famiglie, di tanti che soffrono la solitudine, una delle più grandi povertà. La risposta nell'azione della Caritas si dipana tra centri educativi, presenza nelle scuole e laboratori formativi negli istituti penitenziari minorili. Ma i quasi 5.000 aiutati potrebbero essere solo una parte di chi ha bisogno, ma che per vari motivi non chiede. 5.000 che è un numero, ma può non vuol dir nulla, proprio perché dietro questo numero ci possono essere tante altre persone che a questa porta non bussano o tante altre persone che potranno aggiungersi in seguito. Tra le varie iniziative il progetto Avventura della Conoscenza, sostenuto con l'8 per 1000 Caritas a scuola, che ha coinvolto istituti di ogni ordine e grado, senza catene e percorsi di speranza. Una breve pausa, poi andremo ad Agrigento dove ancora crisi idrica. Ad Agrigento ancora rubinetti a secco in diversi comuni della provincia. Ieri c'è stato un sit-in di protesta. Davide Sardo. Dal sit-in di Piazza Cavour arriva un segnale forte. Ad Agrigento e nei diversi comuni della provincia l'emergenza acqua non si ferma. Al centro della protesta il braccio di ferro tra l'AICA e gli autobottisti sulle nuove regole del servizio sostitutivo. Questa mattina siamo qua per dire a tutta la città: o tutti con l'acqua o nessuno. In piazza anche commercianti e ristoratori colpiti in piena stagione di lavoro. Noi qua abbiamo attività economiche di B&B, attività turistiche. Se noi rompiamo con l'indotto economico facciamo un danno enorme. Lei arriva dal nord e partecipa a questa protesta? Sì, partecipo perché penso che sia un fatto di civiltà. L'acqua pubblica è un bene di prima necessità, quindi non ci dovrebbero essere discussioni o disfunzioni in questo genere. La protesta ha coinvolto anche semplici cittadini esasperati da una situazione che si ripete da mesi. Io non lo so come faccio senza acqua a lavare mio bambino che porta ancora pannolino e è disabile. Da giorno 9 noi non riceviamo più acqua. E come fa? Come faccio? Vado al Bonamorone, come dicono qua, Bonamorume, e vado a prendere l'acqua lì con i bidoni. Ad Aragona si vive la crisi idrica perenne, secondo me è una crisi alla fine voluta di un sistema sbagliato che va sicuramente rivisto. Serve una soluzione immediata perché l'emergenza idrica continua a pesare sulla quotidianità di famiglie e attività economiche. Un murales come strumento di dialogo e partecipazione a Pozzallo per il progetto Crucivia, un percorso d'arte pubblica itinerante nella provincia di Ragusa, un'opera per ricordare il politico Giorgio La Pira. Un'opera pubblica che unisce arte contemporanea, memoria storica e identità mediterranea. A Pozzallo, all'interno della villa comunale che affaccia sul mare, è stato ultimato il murales dedicato al compaesano politico del dopoguerra Giorgio La Pira. Al centro dell'opera il suo lascito umano e politico. La Pira, infatti, spese gran parte della propria vita nell'impegno sociale, lavorando per la ricostruzione post-bellica e la riconciliazione tra i popoli. A firmare l'opera l'artista australiano Guido Van Helten, che con il linguaggio visivo restituisce una narrazione ricca di testimonianze storiche, locali e di chi attraversa il mare. Pozzallo, infatti, è uno dei principali approdi italiani per i flussi migratori nel Mediterraneo. In questo contesto l'opera riflette le aspirazioni di una comunità aperta al mondo e ponte tra popoli e culture. Un messaggio che si condensa e si rafforza nel motto caro alla Pira, spes contra spem, ovvero sperare contro ogni speranza.
Una breve pausa alla pagina dello sport con il Catania che guarda al futuro. Il Catania guarda al futuro. Come direttore sportivo il nome è quello di Varrà, che deve risolvere il contratto che lo lega al Napoli come responsabile dell'area prestiti. Dopo la direzione sportiva, di conseguenza, arriverà la scelta dell'allenatore. Marco Carli. La stagione è appena finita con una cocente eliminazione con la scia di polemiche. Il Catania, condannato all'ennesimo anno di C, deve gioco forza guardare al futuro e provare a programmare. E se a livello dirigenziale sembra che ad uscire sarà Zarbano, per la direzione sportiva dopo la presenza allo stadio di mercoledì il nome in pole position è quello di Fortunato Varrà. Varrà è al momento un collaboratore di Manna al Napoli e per arrivare a Catania dovrà ovviamente risolvere il contratto che lo vede responsabile dell'area prestiti della società partenopea. L'ipotesi che trapela è quella di un biennale in rosso-azzurro. Esperienze per lui a Benevento, Potenza e Pontedera. Chi lo conosce lo definisce come molto bravo nell'individuare calciatori giovani e capaci di farsi rispettare negli spogliatoi. Fu lui a portare De Giorgio a Potenza con l'avvento del presidente Macchia. Ecco perché il nome dell'allenatore che ha guidato i lucani diventa conseguenziale. De Giorgio ha un anno di contratto con il Potenza, deve incontrare la dirigenza, ma è difficile pensare che possa restare, visto che dopo i quarti dei play-off, per fare meglio, la squadra lucana dovrebbe impostare una stagione a vincere. Le piazze invece dove De Giorgio è gradito sono moltissime: Casertana, Foggia, se viene ripescato, Campobasso, ma anche due squadre che avranno le stesse ambizioni rossazzurre, il Bari, che sembrerebbe averlo sondato, o la Salernitana, dove come DS potrebbe arrivare Pasquale Foggia, altro estimatore di De Giorgio, e vicino a Varrà ai tempi del Benevento. Come spesso avviene, i destini di allenatori e direttori sportivi sono incrociati. Prima di chiudere un'ultima notizia di cronaca, perché a Catania ruba un SUV a tutta velocità, attraversa le strade del centro storico e ignora l'ALT dei carabinieri. Da qui l'inseguimento notturno che si è concluso poi a San Cristoforo, dove il sedicenne che era alla guida ha tentato anche di scappare a piedi abbandonando l'auto, ma è stato poi preso e denunciato appunto dai carabinieri. Io mi fermo qui, la prossima edizione ve lo ricordo alle 14. Grazie per l'ascolto e buona domenica. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.